Amici, ben ritrovati. Oggi siamo in piazza Loggia e c'è con noi il signor Marcello. Ci stava raccontando che fa il falegname, Marcello. Sì, Da quanti anni è falegname lei? 40. Però diciamo che prima facevo sempre lavorato a fare il falegname, anche da quando avevo 7-8 anni mio padre mi mandava già a imparare il mestiere. Lei da Calabria, no? Lei è Catanzaro. Sì, Catanzaro. E qui lavora in proprio o alle dipendenze? No, alle dipendenze, sono operaio. No, insomma, c'è lavoro ancora? Sì, il lavoro che faccio io diciamo che... Non manca. Bene, dai, Dio la benedica. Senta, provi a leggere questo proverbio qui sotto. L'esagerazione... L'esagerazione, sì. La mantè i dutur. Marcello, che significa? L'esagerazione la mantiene il dottore. I dottori, cioè? Esagerare troppo nel mangiare e nel fare tante cose che non si devono fare, alla fine si va dal dottore. La saggezza calabrese di Marcello, bravo. Grazie. Tra pochissimo iniziamo, restate qui. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Eccoci qui ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Vi raccontiamo la filatrice di Giacomo Ceruti e poi via con le nostre interviste. Ancora una volta personaggi umili e poveri diventano i protagonisti eroici delle tele di Giacomo Ceruti. Qui una giovane filatrice, riconoscibile dal fuso che regge in una mano, si prende una pausa dal lavoro seduta su una roccia. L'ambientazione spoglia e buia, gli abiti fatti di ritagli assemblati alla belle meglio, raccontano tutta la miseria della donna. Il pittore usa pennellate ricche e ombre nette per costruire i volumi. I colori sono terrosi, giocati sulle gamme del grigio e dei bruni, accesi solo dal chiarore dello scialle. L'espressione della giovane è mite e mansueta, anche la postura tradisce la rassegnazione per una vita difficile. La posa composta e lo sguardo intenso trasmettono però un forte senso di dignità. Il proverbio di oggi ha a che fare ancora un po' con i medici. L'esagération la mantè i dutur. Luciano, l'esagération la mantè i dutur. Sai tradurlo? Certo. Dai, proviamo. L'esagerazione mantiene i dottori. Prima, mantenere i dottori. bravo. Cioè, tu prima di tutto per non fare gaff, non è che sei medico tu, vero? No, Ok, no, perché per carità. un attimo No. E che significa Luciano l'esagération la mantè i dutur? Che l'esagerazione nelle cose dà da lavorare ai dottori, insomma. Quando esageriamo col cibo, eccetera, diamo del lavoro ai Ma dottori. tu Luciano sei sempre in forma, quindi alla grande. L'esagerazione mantè il dottore, poi a forza di mangiare, bere e fare lavori strani e si va a finire male di salute. Ma cosa sono questi lavori strani? Strani a fermare, bere e poi fare certe robe. Lei Raffaele no però, vero? Lei no. Poi mega fa qualche pudito. Daniele, caro Daniele, quante preoccupazioni che ci dai però, Anche la tua famiglia, lo sai Daniele. Poverini, dai, con tutto quello che fanno per me. Ti mantengono, studi, sei un bravo ragazzo? Sì, spero di esserlo. Dani, leggi lì, l'esagération. L'esagération la mantè du tour, ovvero che l'esagerare magari in questo caso nelle malattie sono quelle cose che comunque danno lavoro ai dottori. Oh, Dante e Beatrice dalla Nuova Zelanda, tu non dalla Nuova Zelanda Beatrice. No. Da dove? Brescia, Rezzato. Vabbè, allora Beatrice, tu ora mi aiuti con Dante. Do you like Brescia? It's beautiful. Yes, we've just been inside the historic building. It's very nice. Ha detto che è bellissima, quindi noi prendiamo e portiamo a casa. E mo c'è il proverbio. L'esagération, cara Beatrice, la mantè du tour. Cioè, tu sai spiegarlo, sì. Se esageri troppo succede che ti ammali e di conseguenza vai dal dottore, di conseguenza i dottori aumentano la loro ricchezza. Brava, ma tu sei una brava ragazza ponderata, attenta alla salute, non esageri, vero? Certo. Mo però c'è Dante, glielo vogliamo spiegare a Dante. The exaggeration. Exaggeration. The exaggeration. Hai capito? Ci fa pure le pulci. The exaggeration. Bravo Dante. All the doctors.
All the doctors. All the doctors. Cioè, you exaggerate, no, you drink, you smoke. Do I? Yes, all of those things. Allora esagera, mantiene i dottori pure quelli della Nuova Zelanda. L'esagerazione, abbuffarsi, esagerare ai pasti e in generale in tante cose della vita non fa bene alla salute, quindi mantiene i medici che hanno sempre dei pazienti da curare. Restate qui, vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie.